Poi mi chiedono come faccio con un frigo così enorme, ti dico ci vivo, mi prendo le offerte, risparmio sulla spesa anche un 50%, quindi vai mona. Guarda che i cassetti di frutta pieni, di verdura, cioè al contrario, questa è frutta, quella è verdura. Cambia tantissimo quel frigo a compressore, ragazzi, piuttosto che il trivalente, fidati, ascolta il Singano. Certo una volta non si poteva per il discorso batterie, ma adesso che si può, che ci sono le litio, vai. Comunque mi dirai perché tutta sta scorta? No, non so che per i risparmi ovviamente vado a lavorare in Consiglio, lì poi non ci sono alimentari, supermercati, non così niente. Così i lupi? Mamma mia, senti già che arietta. Ah, che bene. Adesso sfonfiamo via le macchine. Le massavezzi. Massavezzi che non sanno che con la mia partita IVA gli sto pagando l'acqua del rubinetto, in più anche la pensione a loro, ok? Vabbè, non aggiungo altro perché avrei voluto aggiungere altro, però dopo sai, vado sul politicamente a dir poco scorretto, quindi sto zitto e dico solo questa cosa. Dopo io aspetto che vadano via i vecchi fuori dal cazzo, così mi ricarico l'acqua che pago con i migliaia e stramigliaia di euro che di tasse che pago. Dopodiché vado sulle all'hangar che per ora fa vedere. Ok, ci sono varie auto, quindi queste andranno fuori dal cazzo. Da sperare che non arrivino van life, se no dopo non c'è più spazio. Mi ha dato fastidio più che altro che parlavo di secchi, perché questo ha preso e mi ha staccato la gomma, così rompendomi anche l'aggancio. Poteva anche chiedermelo, scusa, stacco o roba del genere, che non è tuo, punto primo. Per quello ho il desiderio che mora tutti. Due belle notizie, all'hangar mancano 200 metri, quindi no, le prove vanno bene anche fatte qui. HO Mobile, quindi celle Vodafone, prende a cannone il 4G. Very Mobile, che è su celle Wind 3, prende a cannone il 4G. Eccellente. Eccellente, perché così posso lavorare, altrimenti era una cosa molto brutta, perché quando sei in vacanza o a farti le gite che ti rilassi non dovresti proprio toccare il telefono, a meno che non sia per far foto e video. Ah, che forte il pick up qua, cellula sola, vedi tu? Cellula in senso a cellula camperizzata. Guarda, questo te mi dice amico, tutte robe attaccate dentro. Oggi è il 14 agosto, quindi domani è 15, bravissimo, è Ferragosto. È tutto pieno, camper ovunque, Simulation sembrava un campeggio, nulla di male, per carità è gente come me che si gode della natura, quindi va benissimo, solo che credo di aver già visto troppi van life lassù. Questo è il mio posto preferito, l'hangar, quello dopo è l'area camper. So, questa è l'area camper che è piena, ho paura che devo rimanere giù, il Cartago qua sta salendo, dove c'è l'hangar, quindi niente hangar stavolta. Un peccato perché di solito la maggior parte degli animali selvatici è da quella parte lì, non è una regola per carità, ma più che altro almeno i lupi quelle volte li abbiamo trovati di là, hai capito? Quindi era bello la sera sta lì con l'ululato, magari vederli fuori, va bene dai. Chissà chi che morse che come Dio caro, si impara ciao nel posto. Mi stai arrivare a van life che lei? No, guarda, non salgo neanche, vedo già da qua, guarda. Quello è il mio posto tattico perché è un po' più alto, quindi se c'è della nebbiolina la vedi giù e da lì vedi sopra la nebbia praticamente. Ho provato a guardare quanto costava l'area camper, non so dirti, c'è anche la corrente oltre al carico e scarico, vedi che ogni piazzola ha la corrente e forse va anche a ore, mi pare aver capito che va ad ore, c'è la sbarra. Però vedi, anche oggi è tutto pieno, cioè dipende da che periodo arrivi. D'altronde, video del Consiglio me ne hai visti, però per intenderci di solito quel parcheggio lì quando ci andavo io era vuoto, adesso insomma quel periodo più caldo ovviamente si riempie. Questo perché giù se son feghea, che in dialetto nostro significa giù si soffoca, ok? C'è proprio un'umidità assurda, non è il caldo, senti i discorsi avvezzi, no, non è il caldo, è l'umidità che te ciava, hai capito? Che in dialetto veneto significa non è il caldo, è l'umidità che ti frega. No, vedi, alla fine ho deciso, mi metto qua, qui tu, dove mi metto una volta all'ingresso, dove c'è l'area picnic, bus della Lume per capirci, c'è anche il rubinetto, così adesso finisco a caricarmi l'acqua tranquillo. Chef Singano! Prima mattina, mamma mia, ma quanta gente prima mattina si svegli, questa macchina che si muove, e quasi te credo perché c'è un... Stavo bene, fa freddo qua dentro, adesso in camper, ho dormito col piumone. E giù da noi, cioè non dormivi, boccheggiavi proprio, cosa andavi di sudore. Vedi, tre voli tu che sono passati a trovarmi, ce n'è stato uno
che ha detto guarda sono proprio contento, ho scoperto questo posto grazie a te. Soddisfazione, sì, no, però insomma fa piacere che quando io consiglio, mostro dei posti poi si sfruttino, anche insomma si vadano a vedere, anche perché insomma quando metto le robe nel sito c'è tutto, c'è il link Google Maps di tutto, del rubinetto, del parcheggio, di qualsiasi roba, insomma, quindi anche per un camperista trova tanta proprietà pronta, non è una roba da poco. A fare una l'aria dentro. Dove vi portiamo oggi? Dove abbiamo ido ieri, adesso fermo. Ecco, tu capivo. Non ti diamo tante indicazioni, in quanto è l'unico percorso che trovi su Komoot, anche se non lo usi, non hai l'app, puoi cercare su internet, sul sito, no? E in ogni caso si sale per il monte Pizzoc, non si arriva fino alla fine, poi a destra c'è la strada che si gira e inizia questo percorso che adesso vedrai, che costeggia tutta quella parte lì e ritorna giù a valle. Still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Cosa? Ste dico scoffata all'acqua dell'edro, niente sta roba. Ieri è salita al 40, a prima 30 col carteo, ma a seconda minimo è a 40. Si è fatta. Da morire. Si è fatta. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Millenni di storia, evoluzione umana, paccavasse, rotture dei coglioni e mi allora a cercarmi e dico, ma figa, manco sapesse escape, sto a cagare qua. No, queste sono belle cose, come nella vita, poca spesa, massima resa. Dov'è l'altro? Ah, sarà perso da qualche parte? Qualche ufficio un culo. Ovviamente questa è la parte dell'Instagram, adesso arriva la parte della realtà, girate. Ovviamente è Ferragosto, guarda. C'è il disastro di auto ovunque, camper, c'è veramente il disastro perché sono tutti in strada, perché proprio era là in fondo, vedi? Tutti parcheggiati in strada. E effettivamente se sta bene, e passarsi un Ferragosto qua all'ombra a fare il picnic con l'arietta fresca, ragazzi, non si roba a poco. Voglio avere camper anche qua. Poi, guarda un attimo una roba, vieni con me. Guarda,
Allora io sto qua una settimana, quel che non ho problemi, però vedi questa mancanza di rispetto. Io ho il muso super irrecinto, non posso andare avanti, vedi? Era corretto magari chiedere quanto sta qua, eccetera, eccetera, hai capito? Voglio dire, se è un altro, o se sono io quando le balle girate, faccio una retro e ti incarto la macchina. Prima mattina, che freddo, verremo all'ufficio, agosto, sì, mamma mia, buongiorno Italia. Fuori da finestra, da cucina cosa abbiamo? Abbiamo la tipa di Van Life che si deve fare e 11 tu. E adesso credo che si riempirà nuovamente di auto. 16 agosto 2024. Blocca i lavori un attimo. Allora, come ben sai, io non ho mai chiesto soldi a nessuno perché questa è una cosa che faccio per passione, così e anche per un po' spirito di altruismo, perché mi piace, come è normale, come è natura umana, condividere le cose, no? Quindi trovo un bel posto, a me piace, mi è sempre piaciuto avere il sito dove metto le cose belle o il canale YouTube e le condivido agli altri. Per far questo, appunto, ripeto, non ho mai chiesto soldi, però una volta ho scritto, e c'è ancora, nel sito, io sì faccio tutto a gratis, continuerò sempre a fare tutto gratis, però attenzione, il sito mi costa 82 euro all'anno di spese fisse, perché è l'hosting, ok, praticamente il dominio e lo spazio dove mettere il sito. Non chiedo soldi a nessuno, però offrimi una birra, cioè detta così scherzando, e ho messo il PayPal. Qual è il problema? Perché ho fatto questo video? Che a me dispiace tantissimo che ho già ricevuto 5 euro da 3 persone. Di serie, bevete una birra, però non so come ringraziarle, perché non c'è la possibilità di mandargli un messaggio tramite PayPal, di rispondergli. E questo non è simpatico, hai capito? Cioè, la serie, uno ti offre una birra e tu non puoi dire grazie. Questo mi dispiace, quindi vi dico grazie, insomma, in video. E l'ultimo, se Massimo, non dico il cognome, magari per discorsi di privacy. Comunque non stai preoccuparvi che non mi servono le 5 euro, cioè le apprezzo per la birra, ma non mi servono perché le 82 euro all'anno continuo a offrirvele io volentieri. Ho speranza nelle nuove generazioni. Questa notte, che adesso sono appena andati via, ci sono stati i ragazzini con i 125 che con le tippe sono venuti qua nel bosco e hanno dormito in tenda. Bravi ragazzi, altro che Van Life. C'è ancora speranza nelle nuove generazioni, c'è ancora la speranza di non crescere fighetti e di riuscire ancora a assaporare la vita nelle piccole cose, con le piccole cose, ossia col niente, quanto avuto che costa una tenda. È vero che è importantissima sta roba, perché uno che riesce a creare questa cosa bellissima di fare una notte in tenda e per di più a coinvolgere altre persone, perché da qualcuno sarà iniziata questa idea, da qualcuno di quel gruppetto lì di ragazzini, è una cosa grande, è veramente una cosa grande, importante, cioè è un buon stampo per il futuro di questi ragazzi, veramente. Oggi è nuvolo, ho cavato gli oscuranti, è tutta un'altra vista, cioè guarda, avere un ufficio così ragazzi, finalmente il mio ufficio, me mancava. Gnocchetti, porchetta, spezie e rucola. They say there is a war between the man and the woman. I've never felt like this before. Sembrava fare un file Instagram, in realtà guarda, girate, so all'ingresso al Bosco del Cansiglio, cioè avevo 10 metri. È un posto paradisiaco il Cansiglio in estate, perché anche se c'è strapieno di gente, tu comunque troverai sempre il tuo posto e i tuoi spazi, sia per il camper che per camminare, per stare, per mettere la tovaglia, per fare il picnic. Ciao, questo è il famoso bus della LUM, diciamo dei foibe, dove c'è chi dice che ci buttavano i partigiani in tempo di guerra e chi dice
no, non si sa, insomma, un dice una roba, un dice che altra, quindi anche informarsi su certe robe è difficile. C'è poi questa leggenda, tra virgolette, dei spiriti delle lucette dentro, che altro non è in realtà che una reazione chimico-biologica del corpo in decomposizione. Il corpo in decomposizione, però in questi casi di cervi o altri animali che c'erano caduti dentro all'epoca. Si è ripido, adesso c'è il recinto, quindi insomma è difficile andare dentro. Comunque probabilmente se che sia croce, che sarà un motivo, probabilmente sia appunto ufficiale sto discorso dei foibe qua, dove chi buttava giù la gente in tempo di guerra, perché io l'ho sempre sentita così. Poi andandoti a informare o quei vari chat GPT, che sono dei strumenti di censura veramente molto potenti, quindi staci alla larga, o meglio stai attento quando li usi, questa cosa non risulta, hai capito? Passaggio delle femmine, altro passaggio delle femmine, ma che a volta a Vicenza quando era 24 che si trovava decine di questi passaggi delle femmine che segna sul territorio qui Scotex, che con tutti questi fazzolettini di carta uno pensa di essere sul piano delle femmine, invece no, qui è sul Trevigiano, qua siamo al piano del Consiglio. Vedi, anche là ti dici no, sei il piano delle femmine, no, sei il piano del Consiglio, ascoltami, non singano sei il piano delle femmine, no, sei il piano del Consiglio, guarda tu. Singano, mi permetto di insistere, se è il piano delle femmine. Ascolta, a questo punto mi sa che ti raggiunti, se è il piano delle femmine, punto, anche col ciclo, e stop. Confermo, piano delle femmine. È il piano delle femmine. E sì che mette le vostre scoasse in scassea, in tasca. Non dovrei far così schifo. Dice mia, And every single time I run into your arms, I feel like I exist for love, only for love. Forse è più bello qua, è la parte finale. Tu segui area picnic, bus della lume, vai fino in fondo, sempre per l'entrata anche qui di un boschetto molto bello. Sì, sto sentiero credo di non aver mai fatto, quindi c'è anche una robetta nuova. Ho quasi battuto il record, mi si sono fermati a salutarmi 11 camper di tu. Che saluto tutti. La prolunga audio sotto i tappetini del camper eccetera va a finire direttamente in autoradio, quindi si sente su tutte e 6 le casse del camper, sì, l'avevo detto. Semplicemente gamberetti, salsa rosa e una spruzzatina di paprika dolce, perché a noi piacciono le cose belle e questo inganna l'occhio. In realtà non sa quasi a niente a paprika dolce, cazzo sai a paprika dolce? Sei stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello il mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovare, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao.